Sarà un'estate positiva. Abbiamo un cauto ottimismo relativamente al fatto che alcuni indicatori ci dicono che il PIL è cresciuto del 2,8% in Veneto nell'ultimo trimestre e abbiamo anche segnali incoraggianti per quanto riguarda l'andamento dell'export e del turismo. Da Marghera, il segretario regionale della CNA certifica un'economia al momento in salute, ma anche sospesa in vista dell'autunno, perché ai dati positivi, che tra l'altro hanno anche visto una ripresa del numero di imprese artigiane, si contrappone una situazione che nel futuro prossimo richiederà particolare attenzione verso alcuni indicatori. Dobbiamo porre molta attenzione a quello che succederà in autunno, perché l'aumento esponenziale dei tassi di interesse sta pesando in maniera importante per quanto riguarda le imprese relativamente agli investimenti e per quanto riguarda le famiglie rispetto ai mutui e quindi ai consumi e alla possibilità di liquidità da utilizzare all'interno del tessuto economico del Veneto. Se il Veneto è un soggetto chiave per lo sviluppo economico nazionale con un importante riverbero sull'economia del paese, non bisogna dimenticare che i nostri principali competitori e i nostri stakeholder sono le regioni europee. E noi siamo molto legati alle regioni europee sia in ambito di importazioni che di esportazioni e alcuni segnali di rallentamento nel contesto europeo si stanno già evidenziando. È importante che le politiche vadano a sostenere le imprese in un'ottica di rilancio dell'economia.